Ad animare la terza edizione di San Pietro Vare in Fiera gli artisti del Trentino. Da dove arrivate e cosa avete portato? Allora, veniamo da Baselga di Pinè, un paesino vicino a Trento, e la nostra associazione propone una promozione sociale dei vecchi mestieri, gli antichi mestieri di una volta, per mantenere, far vedere alla gente, perché ormai sono mestieri praticamente dimenticati, praticamente possiamo rappresentare tutta l'Italia, perché comunque sono mestieri dall'impagliatore di seggiole, a chi fa la lana col feltro, a chi scolpisce, a chi lavora il legno, chi lavora il rame, il ferro, la battitura del grano, insomma, e rappresentiamo un po' tutti i vecchi mestieri e ci teniamo a rappresentarli, ecco. Per la prima volta quest'anno si è spalmata su 2 giorni, anche il sabato. Quali numeri e le realtà presenti? Sì, su 2 giorni l'idea è nata l'anno scorso, sono tante le imprese coinvolte, sono un centinaio, ci sono poi laboratori per i bambini, ci sono attività di vario genere, ci sono stand che presentano le antiche lavorazioni e quindi abbiamo pensato di sviluppare l'iniziativa su 2 giorni. Ci sembra che insomma già ci stanno dando ragione i numeri delle presenze. Questa iniziativa chiude l'estate 2017 per la Val di Vara. Che bilancio si può fare? I turisti si sono visti, soprattutto stranieri. Sì, devo dire che quest'anno finalmente c'è stato un po' di ritorno, si è vista parecchia gente, devo dire anche il Red Carpet ha portato un po' di pubblicità, perciò sicuramente ha portato anche un po' di gente. Il castello finalmente siamo riusciti a aprirlo, un po' rivalutarlo con la mostra di De Nevi, con una mostra molto bella dei vestiti della Prima Guerra Mondiale. Insomma, direi un bilancio tutto sommato positivo.